Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Tentato omicidio a Catania, la lite per difendere l'onore di una donna, svolta nelle indagini sulla sparatoria davanti a un centro scommesse di Cibali, padre e figlio arrestati per il ferimento di un 45enne. Catania, braccialetto elettronico per uno stalker, perseguitava l'ex fidanzata e la madre di lei. A Letojanni è arrestato un uomo per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie. 8 marzo, confronti e dibattiti sul ruolo delle donne. Per inasprire la lotta alla violenza di genere, il femminicidio diventa reato penale specifico, punito con il massimo della pena, l'ergastolo. Qui ormai comandano loro. A Palermo i residenti al quartiere Ballarò tornano a far sentire la loro voce contro gli spacciatori, il crack dilaga tra i giovani. A Catania dopo le piogge spuntano nuove buche anche nella centralissima e storica via Etnea e c'è chi le fotografa. A 70 anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli, una mostra al Palazzo della Cultura di Catania omaggia Tolkien, il celebre scrittore inglese, autore della saga. Calcio, Serie B, Palermo in campo oggi alle 17:15 a Marassi contro la Sampdoria. Torna Brunori dalla squalifica, emergenza in difesa. Serie C, il Catania fra poco in campo a Latina, ancora emergenza per Toscano che non può contare su 9 giocatori, sfide casalinghe nel pomeriggio per Messina e Trapani. Bentrovati. A Catania padre e figlio sono stati arrestati per tentato omicidio. La svolta alle indagini grazie alle telecamere di un centro scommesse a Cibali. Trovata anche l'arma utilizzata per la sparatoria in cui è rimasto ferito un uomo di 45 anni. Tonino De Mana. Un 50enne ed un 25enne, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 3 marzo scorso in via Sabato Martelli Castaldi, non distante da un centro scommesse a Cibali. Nell'occasione è rimasto ferito un 45enne centrato da diversi colpi di pistola. Nei loro confronti la procura ipotizza i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione, porto d'arma da fuoco e ricettazione della stessa. Fondamentale la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del centro scommesse. I filmati hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti, concomitanti e successive al tentato omicidio che sarebbe stato commesso dal 50enne, il quale avrebbe sparato a distanza ravvicinata 6 colpi di pistola dopo un acceso litigio. Il movente sarebbe da ricondurre a screzi di natura personale intercorsi tra i 2 fermati e la vittima, che avrebbe tenuto comportamenti inopportuni con l'ex compagna del 50enne e madre del 25enne a cui il 45enne era stato legato sentimentalmente. Durante una perquisizione nella casa del 25enne, la polizia, occultata in un armadio, ha trovato una rivoltella priva di marche e di matricola. Il giovane è stato rintracciato in un B&B, mentre il padre si è costituito poco dopo negli uffici della squadra mobile di Catania. A Catania braccialetto elettronico per un uomo di 43 anni che perseguitava la sua ex sui social e non contento anche la madre di lei, ritenuta responsabile della fine della loro relazione. Orazio Longo. Nella giornata dell'8 marzo c'è chi la donna la celebra con i fiori, chi invece col braccialetto elettronico per atti persecutori. È il caso di un 43enne disoccupato della provincia di Catania che dopo la fine della relazione con la ex durata un anno avrebbe deciso di perseguitarla con ogni mezzo per un altro anno, pedinandola, spiandola, ma soprattutto stalkerizzandola online. Per inondarla di messaggi avrebbe così usato il suo profilo social e anche altri anonimi, falsi, creati a titolo della vittima e con l'inserimento del suo nome in siti di incontri. Insulti, minacce e persino finti complimenti a sottolineare: sono qui, ti sto guardando, non sono sparito, non ti sei liberata di me, quando per esempio in un messaggio le avrebbe scritto: stasera eri una vera bomba. Ma gli atti persecutori non si sarebbero fermati solo alla ex compagna, ma anche alla madre di lei, ritenuta responsabile della fine della loro relazione, sommersa anche lei da messaggi social, email e sms con frasi del tipo: tua figlia è una poco di buono. Le 2 donne, sottoposte a un perdurante e grave stato di ansia e di paura, sfinite, hanno infine denunciato. Così la polizia, su delega della DDA di Catania, dopo le indagini della polizia postale, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e sottoposizione a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il reato si profila in atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici. A Letojanni invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di avere violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, dopo che nel novembre scorso era stato denunciato per maltrattamenti, minacce e aggressioni nei confronti della donna.
Episodi che si registrano anche oggi nella giornata internazionale della donna. Diverse le iniziative in tutta la Sicilia e per inasprire la lotta alla violenza di genere nella giornata di oggi il femminicidio diventa reato penale specifico punito con il massimo della pena, ovvero l'ergastolo. L'Orso Marzo catanese ce lo racconta Eva Spampinato. Le donne e le soggettività che attraversano le strade della nostra città. È una città in fermento quella dell'8 marzo catanese, dalle piazze ai palazzi, dai megafoni dei gruppi studenteschi ai microfoni dei professori e delle professioniste che stanno al vertice di tante istituzioni. Strumenti diversi per ribadire un concetto comune, mettere in discussione gli stereotipi di genere che continuano a permeare la nostra società. Sfide che riguardano un cambiamento della società che deve costruire infrastrutture fondamentali perché la donna possa essere mamma e lavoratrice senza dover scegliere. Se al Comune di Catania si celebrava il valore della donna con un premio in collaborazione con il Lions, al Museo Diocesano si parlava di carriera e maternità nel dibattito organizzato da università e associazione antimafia Alfredo Agosta. Non è vero che le donne hanno parità e uguaglianza sostanziale, ce l'hanno nella forma e nella possibilità dei diritti, ma la possibilità che questi diritti si traducono realmente all'interno delle famiglie ancora non è esattamente così. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio come reato specifico. Proprio per individuare determinandone la configurazione giuridica e viene punito con l'ergastolo. È un segnale di cambiamento culturale molto forte. Quello che ancora dobbiamo fare è riuscire a lavorare molto sul cambiamento culturale e sulla prevenzione. Parliamo di sanità, forniture e mazzette negli ospedali di Palermo. Sotto indagine medici e manager, un chirurgo e un cardiologo rischiano adesso l'arresto. Sentiamo Angelo Gagliano. 2 gare, una bandita dall'ospedale civico di Palermo, l'altra per le forniture nelle aziende sanitarie e negli ospedali della Sicilia occidentale. Attorno ad esse, secondo l'accusa, si sarebbe consumato un patto corruttivo. C'è un'inchiesta che vede coinvolti 2 medici, un chirurgo vascolare del civico e un cardiologo di Villa Sofia Cervello. Avrebbero intascato mazzette per favorire l'utilizzo di alcuni prodotti sanitari, gli stent in particolare. Per loro e per 2 imprenditori e un funzionario amministrativo del civico c'è una richiesta di custodia cautelare. Sarà il giudice per le indagini preliminari a stabilire se accogliere o respingere la richiesta di misura cautelare dopo aver vagliato le carte della procura e interrogato gli indagati. In particolare sarebbe stato turbato il regolare andamento della procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito con eventuale periodo di rinnovo di 12 mesi di materiale specialistico per elettrofisiologia. Al centro delle indagini c'è un imprenditore di un'azienda di materiale sanitario che avrebbe spinto per vincere le gare di appalto, ma sotto inchiesta c'è anche un referente aziendale. Si sarebbe ingraziato i 2 medici che in cambio di regali in denaro avrebbe spinto il consumo dei presidi sanitari dell'imprenditore. Più consumi, maggiori guadagni. Un'indagine arrivata alle battute finali. E a Palermo, nel quartiere Ballarò, sono tornati a far sentire la loro voce i residenti contro gli spacciatori che ormai spadroneggiano e il dilagare del crack. Marco Gullà. A Ballarò, tra i vicoli, una donna che non vuole farsi riprendere sottovoce ci dice: qui ormai è come se fossimo ospiti, comandano loro. Per loro la donna intende gli spacciatori di droga e precisamente di crack. Ballarò è la roccaforte del crack, come più volte sottolineato. E poi episodi di violenza, poca sicurezza, troupe giornalistiche aggredite, come in un girone dantesco. I residenti e le associazioni dicono basta, non ne possiamo più. Noi siamo oggi qua, abbiamo preso lo spunto di quello che è successo qualche settimana fa alla giornalista Stefania Petix. Pensare che qualcuno si possa permettere in questa città, ma penso in tutte le parti del mondo, di dire tu te ne devi andare, e questo è un momento di orgoglio. Mamme disperate, i figli sono schiavi del crack e a Ballarò, in una precisa parte del quartiere, gli spacciatori extracomunitari vendono lo stupefacente in qualsiasi momento della giornata, anche all'alba. Io
intervengo sia come presidente dell'associazione Cassaro Alto, ma anche come mamma. Io penso che oggi un po' tutte le mamme di Palermo devono essere presenti qui per proteggere anche i figli degli altri, perché ogni giovane è figlio a noi. Residenti ormai esasperati e stanchi di ripetere qualcosa che urlano da anni. La legalità senza i diritti non serve a niente. Sono chiacchiere che non riescono a gestire e che possiamo fare tra di noi, perché pretendiamo di stare sicuri a casa nostra, pretendiamo di uscire in un quartiere pulito, pretendiamo tante cose, ma in questo momento la legalità senza il riconoscimento dei diritti non serve a niente. E a Catania dopo ogni pioggia spuntano nuove buche, le strade diventano una vera e propria groviera. Tonino De Mano. Spuntano come funghi ad ogni pioggia e a Catania sono una certezza e al tempo stesso un incubo. Buche grandi e piccole, rattoppate o nuove, costellano le strade etnee sempre più martoriate e sempre più pericolose. Ormai non c'è più differenza tra centro e periferia, ogni strada è uguale all'altra, specie dopo un'ondata di maltempo. In via Etnea, un tempo salotto buono della città, c'è persino chi fotografa le buche e non lo fa certo per hobby, basta ascoltarla per comprendere la sua amarezza. Ho fotografato i nuovi arredamenti architettonici delle strade di Catania, ci siamo ridotti veramente in modo vergognoso. Purtroppo viviamo in una città che è diventata un colabrodo, basta che piova un pochino, non si ragiona più. Umore nero per questo tassista, costretto ad una manovra repentina per evitare guai peggiori. Catania siamo pieni di buche, pieni. Ho visto che lei ha fatto una manovra proprio per evitarla. Sì, io ho rotto pure un tampone e un ammortizzatore per queste buche che ci sono. E i rischi sono anche per i pedoni, visto che la buca e gli enormi pezzi di bitume sono proprio sulle sbiadite strisce. Spero presto quanto prima possano esserci interventi previsti, però il problema serio è cosa sappiamo della nostra città. E ora, oltre a fare attenzione alle macchine che arrivano, e sono tante, bisogna fare attenzione alla buca. La ringrazio, molto cortese, buona giornata. Sono bastati pochi minuti ed un breve giro in centro per immortalare una serie di pericoli. Qui siamo in via Passo Gravina, all'altezza dei Canossiani. Poi via 6 aprile per una carrellata di buche rattoppate, passaggio obbligatorio dal martoriato Viale Africa e gran finale in via Imperia che sembra reduce da un bombardamento. Alle squadre delle manutenzioni auguriamo buon lavoro. Un incendio è divampato in una palazzina in via Quintino Sella a Palermo, in fiamme la mansarda dell'appartamento dove vive il professor Elio Adelfo Cardinale, personaggio pubblico molto conosciuto. Dall'appartamento si è levata una colonna di fumo visibile da molte parti della città. Il rogo ha distrutto una biblioteca nella quale erano custoditi libri dal valore inestimabile. A scatenare l'incendio potrebbe essere stata una stufetta e gran parte della mansarda dove è partito l'incendio avrebbe avuto la superficie in legno ed è crollata. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A 70 anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli, una mostra al Palazzo della Cultura di Catania omaggia Tolkien, il celebre scrittore inglese autore della saga. Lorena Dolci. It waits to carry her across the sea. The last journey of Arwen. È l'universo popolato da uomini, nani ed elfi e gli altri abitanti della Terra di Mezzo, partorito dalla mente di Tolkien, il professore di Oxford, autore della trilogia del Signore degli Anelli, fra i libri più letti al mondo. Oggetto di un vero e proprio culto collettivo, la saga portata sul grande schermo viene raccontata adesso in una mostra che arriva a Catania per celebrare i 70 anni della pubblicazione del libro, rifiutato per ben 2 volte da Mondadori. A ricordare l'eredità del padre della letteratura fantasy c'era anche il ministro della cultura Giuli. Il fatto che Tolkien parli una lingua universale, senza tempo, che con la sua epica moderna, antica e contemporanea al tempo stesso evochi dei valori sempre eterni, l'amicizia, l'eroismo, un eroismo mite, un rapporto tra l'uomo e la natura fatto di armonia e di sacralità. Le copie d'autore degli abiti indossati da principesse d'Elfi, i volumi tradotti in tutte le lingue del mondo, manoscritti, autografi, lettere, fotografie e opere d'arte, giochi a tema, cimeli recuperati da istituzioni e collezionisti privati e una chicca come il baule
sole della famiglia Tolkien, nel viaggio dal Sudafrica all'Inghilterra, realizzano un percorso che racconta l'uomo, il professore, l'autore. Conoscere la sua vita ci aiuta a capire quali poi sono state un po' i vari step, soprattutto Birmingham, l'adolescenza, la campagna di Solihull Mill vicino Birmingham, dove è nata l'idea della contea, quindi degli hobbit, di questo popolo che vive con la natura, in simbiosi con la natura. Particolare rilevanza viene data al suo rapporto con l'Italia e gli italiani, secondo Tolkien refrattari alla guerra, considerazioni ancora valide. L'anima degli italiani non è un'anima di belligeranti, è un'anima di miti guerrieri, quindi è evidente che i guerrieri la guerra non vogliono farla se non sono obbligati. Adesso andiamo subito in pubblicità per dare grande spazio allo sport.